prendo la parola per sollecitare il governo ad intervenire sulla vertenza Superjet International di Tessera a Venezia, che sta vivendo una forte fase di incertezza per il proprio futuro produttivo ed occupazionale. 120 lavoratori rischiano di perdere il posto. Dai banchi dell'opposizione il senatore Dem Andrea Martella prende la parola per chiedere che il governo si attivi sulla vertenza Superjet. In ballo c'è un investimento da 300 milioni di euro di un fondo arabo che potrebbe rilanciare il sito portandolo a 400 occupati. Ma le sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina stanno creando molti problemi. I vecchi proprietari erano russi e le loro azioni non sono ancora state scongelate per consentire agli arabi un passaggio di proprietà che deve avvenire entro il 31 ottobre. Ad oggi noi sappiamo che il demanio, che è quello che sta gestendo le azioni di Superjet, ha dato un ultimatum, ha detto che se entro la fine di ottobre non ci sarà una risposta da parte del Comitato di Sicurezza Finanziario, che è l'ente che sovraintende tutte le operazioni commerciali e finanziarie, manderà l'azienda in liquidazione. Ancora una volta chiedo tramite lei al governo di intervenire per affrontare questa situazione, per dare un futuro al sito produttivo, che è un sito produttivo strategico, importante sia per le competenze professionali che lì ci sono, sia per l'intero comparto che naturalmente per la città di Venezia. Poco distante, a Santa Maria di Sala, sono sulle spine i circa 300 dipendenti della Speedline. La proprietà è passata a un fondo tedesco nel luglio del 2023. Ma già un anno dopo, attraverso i dati di insolvenza dell'azienda, è stata presentata una richiesta di amministrazione straordinaria al Tribunale fallimentare di Venezia, che è ancora in attesa di risposta. Noi auspichiamo che questa risposta arrivi con velocità e che sia una risposta chiaramente positiva, perché in caso contrario avremo grossissime difficoltà, rischiamo davvero questa volta definitivamente di perdere una realtà industriale strategica del nostro territorio e rischiamo che tutti i lavoratori, 300 lavoratori di Speedline che ci sono oggi, rimangano senza nessuna opportunità di lavoro e di rimanere nel nostro territorio.